Due obiettivi molto diversi, ma lo stesso senso di urgenza per Brindisi e Trento. A 8 giornate dalla fine il tempo dei buoni propositi è terminato. Vincere in questi 2 mesi sarà letteralmente l'unica cosa che conta. 5-3 è uscita di Mooney. Grande Niang con la finta qui. Ancora difficoltà adesso per l'attacco di Brindisi, 3 secondi. Washington tutto sommato segna una gran tripla. Sneed pescato alla grande da Washington. Qui il palleggio di Morris che lo chiude. Washington da 3, leggermente in ritardo Hub. Qui invece Mooney è molto convinto nel prendere il centro dell'area. Hub prova a fare il possibile, ma alla fine non c'è niente da fare. Anche difficoltà per Forrai che ha paura di pestare la linea laterale, allora attacca poi da una grande palla Biliga. Arriva la Jesky, ma arriva con un attimo di ritardo. Morris attacca il centro, arriva Biliga e lascia la Jesky. Kamar Baldwin col frustatone mancino da lontano. Arriva Morris, blocca Smith, taglia, riceve, fa uscire una grande palla. Risma dall'altro angolo. Smith la prende contro Forrai, può attaccare forte, scarico Baie, bella rotazione, recupero per Luca Conti che parte in campo aperto, trova Niang. Beh, 2 facili. Niang parte, viratone con Sneed attaccato, niente da fare, non si ferma. Sicuramente siamo partiti forti, loro poi ci hanno recuperato, siamo stati troppo soft nella seconda parte del primo tempo. Dobbiamo impattare la partita in modo diverso nel terzo quarto, sapevamo che era un campo ostico, dobbiamo stare lì con la testa. Eccoci qua, Sneed prende e spara e la tripla del sorpasso, 52-50. Lancio lungo, Sneed semina Niang, attacca Biliga, incredibile Sneed. Chiude la sinistra Smith, Hub allora prende, spara, la tripla del -3. Arriva Mooney, parte. Bella giocata e bell'appoggio di Matt Mooney. Morris parte, mano sinistra, errore Mabayeheli sull'aiuto di Cook e fa -2. Morris che va lungo da 3, tocca Forrai, si lanciano tutti ma la prende la Quintana che è l'uomo del momento e va fino in fondo. Forrai parte, Morris è lì, Forrai di esperienza. Washington fino in fondo, viratona, Mooney resta lì e Washington deve inventarsi gli effetti speciali per appoggiarsi al vetro. Washington parte, virata, riparte, si ferma, alla fine si alza e fa +7. Vince 89-82, l'Epli Casa Brindisi, la 6ª partita della sua tribolatissima stagione. I mean, it's a tough place to play, so we just want to feed off the fans' energy. You know, they come out here, they're still loud, they're still passionate. You know, we're in last place, but they still show support. So we want to do that for them, you know, because they don't have to be here because we're in last, but they're still here, they're cheering, they're fighting, and so we just want to give them a good show.